Buonasera da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Palermo, Mimmo Russo si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP. L'ex consigliere comunale è accusato di concorso esterno e voto di scambio politico-mafioso nell'inchiesta sulla cooperativa millenaria. Sospeso invece il comandante della Polizia Municipale di Agrigento. Laura Bonafede, amante storica di Matteo Messina Denaro, chiede il giudizio in abbreviato. La donna accusata di associazione mafiosa sarebbe stata fondamentale per la latitanza del boss. Oltre 100 fra insegnanti e bidelli sfruttati in 2 scuole private del Palermitano, costretti a restituire lo stipendio, lavoravano pur di ottenere punti in graduatoria. Indagati 5 amministratori. Il giudice accoglie la richiesta della famiglia e riapre il caso sulla morte di Ayman, il 16enne tunisino trovato bruciato a Merì, nel Messinese. Il ministro Santanchè a Catania, turismo tutto l'anno, dice occorre destagionalizzare, finanziato il sistema di wifi per il porto etneo. Fanno il giro del mondo, apprezzate anche dalla NASA, le immagini degli anelli di gas dell'Etna, grazie all'astrofotografa Marcella Giulia Pace, i suoi video e le foto realizzati da Bronte. Calcio domenica sera, al Massimino il derby fra Catania e Messina, rossazzurri al bivio dopo 3 sconfitte consecutive. Proseguono le inchieste per la corruzione nella Sicilia centro-occidentale che hanno portato ad arresti fra ieri e lunedì scorso. Oggi l'ex consigliere comunale, accusato di voto di scambio, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. Sull'inchiesta invece sulla cooperativa millenaria di Partinico continuano sequestri di documenti negli uffici dei comuni coinvolti. Ma sentiamo i dettagli nel servizio di Manlio Viola. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Mimmo Russo, storico, ex consigliere comunale palermitano di Fratelli d'Italia, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio politico-mafioso, arrestato lunedì scorso nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Palermo. Il suo interrogatorio è durato giusto il tempo di compilare i verbali e registrare la scelta di rimanere in silenzio. Davanti al giudice delle indagini preliminari devono comparire anche i suoi co-indagati, Gregorio Marchese, figlio del killer mafioso Filippo, e il faccendiere Achille Andò. Secondo i pubblici ministeri, Russo, sospeso dal partito dopo l'arresto, avrebbe comprato voti dalla mafia con denaro, buoni benzina e posti di lavoro e avrebbe interferito con la macchina amministrativa per agevolare pratiche urbanistiche di alcune società di cui Andò era consulente. Intanto, nell'ambito dell'altra inchiesta per corruzione che ha portato ieri a 8 arresti e 11 indagati nel complesso, questa mattina i carabinieri sono tornati negli uffici dei servizi sociali del comune di Agrigento, dove hanno sequestrato altri documenti sugli appalti di servizio affidati alla cooperativa Nido d'Argento. Il comune dei Templi nel frattempo ha deciso la sospensione cautelare dal servizio senza paga per il comandante della polizia municipale nonché capo di gabinetto del sindaco Gaetano Di Giovanni. Nell'ambito di questa seconda inchiesta si terranno la prossima settimana gli interrogatori di garanzia, a partire dal personaggio chiave Giuseppe Gaglio, il papà di Borgo Parrini, il borgo turistico partinicese, esploso negli anni del Covid e presidente della cooperativa Nido d'Argento, che vantava un fatturato di ben 13 milioni di euro e 1250 dipendenti. E a Catania questa mattina la laurea honoris causa al cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Lo abbiamo sentito sul tema di corruzione e traffico di migranti. Sentiamo. Più lo Stato funziona e più si riduce il malaffare. L'illegalità si combatte con la legalità. Vale per tutto, per la nostra vita comune, e vale anche per l'evidente illegalità del traffico di persone umane, che però si combatte garantendo i corridoi, garantendo l'efficacia dei flussi. Credo che tutti i click sono stati 3 o 4 volte i posti previsti, cioè sono stati cliccati 4 volte tanto i posti che erano stati preventivati dal Ministero, che vuol dire che c'è un bisogno molto più grande che dobbiamo portare a sistema per noi, perché ne abbiamo bisogno, e anche per tanti che così sfuggiranno all'illegalità.
Laura Bonafede, la maestra di Campobello di Mazara, amante storica di Matteo Messina Denaro, ha chiesto di essere giudicata con rito abbreviato. Alla donna, arrestata nell'aprile del 2023, inizialmente era stato contestato il reato di favoreggiamento aggravato, poi modificato nel corso delle indagini in quello di associazione mafiosa. Figlia dello storico padrino di Campobello, Leonardo, fedele alleato di Messina Denaro, la maestra è cugina di Andrea Bonafede, lo ricordiamo, il geometra che ha prestato l'identità al boss durante l'ultima fase della latitanza. Secondo la procura di Palermo sarebbe stato un pezzo fondamentale del meccanismo che per 30 anni ha protetto la latitanza di Messina Denaro. Cambiamo pagina, i genitori degli alunni dell'Istituto Bianca di Avola chiedono più sicurezza a scuola. Ieri è avvenuto infatti il crollo di parte del soffitto in una delle aule, una tragedia sfiorata perché la scuola era ancora chiusa. Poco tempo fa, tra l'altro, il Comune aveva speso ben 2 milioni di euro. Ma sentiamo Francesco Aloi. Il giorno dopo il crollo è il momento di capire il perché. Questa è un'aula dell'Istituto Comprensivo Bianca di Avola nel Siracusano. Qui ieri è venuto giù il controsoffitto. Tutto è accaduto 10 minuti prima dell'entrata dei bambini a scuola. E per quel che mi riguarda è una tragedia mezza annunciata, perché 2 anni fa con i bimbi in classe era caduto un pezzo di cornicione. Di conseguenza noi mamme vogliamo capire come possono succedere queste cose, perché non sono incidenti isolati. Tragedia sfiorata quindi. Se tutto questo fosse accaduto di giorno staremmo parlando di qualcosa di molto più grave. Eppure in questa scuola sono stati fatti lavori per 2 milioni di euro da poco. Noi siamo un comune che ricade in un'area a forte rischio sismico. Se già cade il controsoffitto in situazioni normali, figuriamoci con una leggera scossa. La gravità della situazione di questo crollo sta proprio nelle cose che ha dichiarato la sindaca, cioè che recentemente era stato oggetto di una verifica. La sindaca vuole capire di chi sia la responsabilità, mentre la dirigente scolastica preferisce non parlare. Intanto il plesso è ancora chiuso. Prima di tornare in classe bisognerà fare tutti gli accertamenti, in un luogo che dovrebbe essere sicuro, sempre. Andiamo a Cefalù e Termini Imerese nel Palermitano, dove alcuni insegnanti erano costretti a lavorare gratis o a restituire lo stipendio. Arrestata la presidente di una cooperativa, tutto per avere qualche punto in più in graduatoria. Marco Gullà. Il personale era costretto a restituire parte dello stipendio dopo averlo incassato e a lavorare più ore del previsto. Tutto per avere qualche punto in più in graduatoria. Dietro, in realtà, c'era lo sfruttamento. Sono le accuse che la Procura di Termini Imerese contesta ai gestori di 2 istituti superiori paritari, Scicolone di Cefalù e Ariosto di Termini Imerese. 118 persone, fra docenti e personale ATA, una volta convocate dai carabinieri, hanno confermato le condizioni di lavoro. Alla fine è stata una ribellione di massa. Agli arresti domiciliari è finita Patrizia Ficicchia, 60 anni, presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa sociale La Rocca di Cefalù. Per altri 4 indagati è stata decisa la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività professionale e imprenditoriale nel settore dell'insegnamento per 1 anno. La solidarietà della nostra organizzazione a questo gruppo di insegnanti e di lavoratori del mondo della scuola che hanno avuto il coraggio di denunciare una stortura prima molto più diffusa, ma che adesso purtroppo continua a essere presente, come dimostrano le notizie della stampa, cioè il lavorare sotto sfruttamento per accumulare punteggio per le graduatorie o addirittura essere costretti a restituire lo stipendio, che è una pratica sicuramente incivile, una pratica che va contro ogni diritto del lavoratore, che va estirpata. In alcuni casi i lavoratori si sarebbero trovati costretti perfino a restituire tutto lo stipendio pagato, tutto pur di accumulare il punteggio utile per accedere alle graduatorie pubbliche per le assunzioni sia come docenti che come personale tecnico amministrativo. Altri 6 mesi di indagini sono stati disposti dal giudice per le indagini preliminari di Barcellona per la morte di Ayman Serti, il ragazzo di 16 anni trovato bruciato tra le fiamme nel febbraio dello scorso anno a Merì, nel Messinese. Francesco Triolo.
Si riapre il caso di Ayman Serti, il ragazzo di 16 anni di origine marocchina morto tra le fiamme nella serata del 16 febbraio 2023 nel piazzale Italia 90 di Merì. Il giudice per le indagini preliminari, Giuseppe Caristia, al termine dell'udienza camerale tenutasi ieri, ha disposto un supplemento di indagine, altri 6 mesi di tempo per nuovi ulteriori accertamenti investigativi di tipo tecnico e scientifico su reperti oggetti di sequestro e sui telefonini delle persone che avevano avuto contatti con il giovane studente nei giorni e nelle ore precedenti alla sua tragica morte. A presentare l'istanza per conto della famiglia erano stati gli avvocati Tommaso Calderone e Carmelo Monforte. L'inchiesta, così come anche il supplemento di indagine, allo Stato è contro ignoti. Il giudice ha precisato che occorre acquisire i dati di traffico telefonico e telematico con le indicazioni dei dati del GPS e delle celle agganciate dalle utenze che all'epoca dei fatti erano in uso a tutti i soggetti considerati di interesse investigativo. Si tratta di 4 donne, tra le quali quella che per la vittima rappresentava concreto motivo di paura, e di altri 7 uomini, tra cui alcuni amici della stessa vittima, per verificare se all'ora del decesso di Ayman, tra le 19:30 e le 20 del 16 febbraio 2023, qualcuno dei soggetti potesse ipoteticamente trovarsi nell'area in cui il giovane è stato trovato senza vita. Un altro accertamento scientifico concerne la presenza di impronte di tracce biologiche sull'accendino di colore verde rinvenuto all'interno del giubbotto che Ayman aveva piegato e riposto sul marciapiede prima di morire. Il giudice ha disposto anche l'interrogatorio di 2 giovani donne con le quali Ayman Serti, qualche ora prima di morire, avrebbe avuto un colloquio nei pressi della pizzeria. Obiettivo destagionalizzare, a dirlo la ministra Santanchè oggi a Catania per l'avvio del progetto Wi-Fi gratuito nei porti di maggiore rilevanza turistica. È stata anche l'occasione per trattare altri argomenti legati al turismo nell'isola. Sentiamo. Turismo tutto l'anno con l'obiettivo di destagionalizzare, puntando sul brand Etna e sul mare. Il ministro Daniela Santanchè lo sottolinea a Catania in occasione della presentazione del progetto Wi-Fi by Italy.it, un intervento da 5 milioni di euro del Ministero del Turismo mirato ad ampliare la rete dei punti d'accesso wireless nei porti a maggiore rilevanza turistica. La Sicilia ha tutte le potenzialità per oltretutto avere un turismo tutto l'anno. Se riusciamo a aumentare quelle che sono le offerte turistiche, riusciamo a destagionalizzare e quindi anche nei confronti dei lavoratori poter stabilizzare. Il mare come una risorsa, così i porti turistici sono luoghi d'approdo ma anche di partenza ed il pensiero corre inevitabilmente all'Etna. Io ho fatto l'assessore a Ragalla, quindi è un paese che è proprio ai piedi dell'Etna, e ho fatto l'assessore lì e mi sono resa conto delle potenzialità. Perché l'Etna è un vulcano meraviglioso. Io credo che dobbiamo fare uno sforzo insieme alla regione, insieme ai comuni, per poter mettere tra virgolette a reddito questo vulcano. Turismo siciliano che però fa i conti con il caro voli. È un mercato che è privato, quindi noi abbiamo come Ministero, anche se non è nelle nostre competenze, perché il Ministero dei Trasporti, però un'interlocuzione con le compagnie aeree dove dobbiamo lavorare, perché ci rendiamo conto che il caro prezzo dei voli può limitare la vacanza in Sicilia e il raggiungimento di questa isola bellissima. Connettendosi gratuitamente alla rete Wi-Fi nei porti, il turista verrà anche reindirizzato sulla pagina di benvenuto di Italia.it. La Optimax Italia del gruppo Bricofer è stata condannata per condotta antisindacale nei confronti della Philcamps CGIL di Catania sulla gravosa situazione dei 16 lavoratori iscritti alla CGIL che a causa della chiusura del punto vendita di San Giuseppe l'Arena, l'ex Auchan, hanno rifiutato il trasferimento al nord Italia. I dipendenti si sono dunque trovati indirettamente licenziati e senza alcun ammortizzatore sociale. La sentenza storica obbliga l'azienda a modificare il modello di chiusura a rapporto con il conseguente diritto di prendere la Naspi e obbliga la fissione della stessa sentenza in tutte le bacheche dell'azienda per 60 giorni. La Optimax è stata condannata anche alle spese legali. Adesso ci fermiamo per una breve pausa e poi torniamo a farvi vedere la magia degli anelli di gas che si sprigionano dall'Etna, che diventano sicuramente ancora più apprezzati nel mondo. A tra poco.
E adesso parliamo dell'Etna che lascia sempre a bocca aperta. Gli anelli di gas raggiungono tutto il mondo con le immagini dell'astrofotografa Marcella Giulia Pace, scatti che sono stati apprezzati anche dalla NASA. Francesco Aloi. La bellezza e la magia della natura intrecciate tra loro. Le ha immortalate l'astrofotografa Marcella Giulia Pace. Immagini mozzafiato apprezzate anche dalla NASA. L'Etna non smette mai di stupire e questa foto ci dice il perché. Il vulcano, la luna sorgente e gli anelli di fumo. Sì, ci fa tenere gli occhi all'insù non solo per le classiche eruzioni, ma anche per questo. I gas che fuoriescono da piccole fessure incontrano l'aria fredda ed il gioco è fatto. Ecco a voi gli anelli di vapore. Ma a farli formare contribuiscono anche le onde acustiche prodotte dai cambiamenti di pressione. Questa foto è stata scattata a Bronte il 6 aprile, la luna allineata al vulcano e per di più i tanti anelli di gas. Uno scatto mozzafiato che è già in vetrina, ammirato da tutto il mondo. Intanto c'è chi dice che anche l'Etna continua a fumare. Queste però non sono sigarette. Catania, avanti tutta per Solarium e spiagge libere, buone notizie per gli amanti della Tintarella. Dopo 5 anni torna la piattaforma di Ognina, dal 22 aprile il via al montaggio. Tonino De Mana. Tornano ad essere 3 i Solarium a Catania con il gradito ritorno della piattaforma di Ognina di fronte al Nautico. Tutti, intoppi permettendo, saranno pronti entro maggio. La notizia tanto attesa dagli amanti della Tintarella la svela in esclusiva e con un pizzico d'orgoglio l'assessore al mare Andrea Guzzardi, che da giorni è impegnato a rimettere in moto la macchina organizzativa. E sarà una ditta del catanese ad occuparsi del montaggio dei 3 Solarium. Grande attesa per la piattaforma di Ognina che manca dall'estate 2019. In queste immagini d'archivio l'inaugurazione del 9 giugno 2019. 5 anni senza la piattaforma del Nautico, contrassegnati dall'emergenza Covid, dalla difficoltà di reperire le materie prime per il costo del ferro schizzato ai massimi livelli e dai problemi legati al commissariamento del comune di Catania. Lo scorso anno l'insediamento del sindaco Trantino arrivò il 6 giugno, a ridosso della stagione balneare, lasciando pochi margini di tempo per pianificarla. Nonostante tutto, si riuscirono a garantire il Solarium di Piazza Europa, la passerella per disabili e San Giovanni di Cuti e le spiagge libere della Playa. Invece quest'anno è tutto diverso. Alcune date da mettere in agenda: 22 aprile inizio del montaggio delle piattaforme, 30 maggio consegna dei Solarium, tra il 7 e il 10 giugno l'apertura delle spiagge libere della Playa. Ed è stato presentato questa mattina un gol per la solidarietà, l'evento di beneficenza che quest'anno ha scelto come tema il femminicidio. Simona Mazzone. Il fischio d'inizio di un gol per la solidarietà presentato oggi è fissato per il prossimo 24 aprile allo stadio Angelo Massimino di Catania. In campo quest'anno ci saranno la Nazionale Artisti TV e Stelle dello Sport, le All Star Sicilia, la Nazionale Consiglieri Regionali d'Italia e la Nazionale Giornalisti. Catania aiuta Catania e in questo caso il 24 di aprile, come sempre, cercheremo di esportare una cartolina bellissima della città di Catania che realizza un evento che ha 1000 componenti da dover raccontare, quindi a sfondo sociale, artistico, sportivo, culturale. Su iniziativa del presidente dell'Ars Galvagno, quest'anno il tema scelto è una partita contro il femminicidio. La Sicilia è capofila tra tutte le regioni d'Italia perché ho invitato i presidenti dei consigli regionali delle altre regioni e ci auguriamo che questo evento che si farà a Catania il 24 aprile possa riproporsi a Milano piuttosto che a Roma, Bologna, in altre regioni d'Italia, perché la Sicilia ci tiene particolarmente a essere vicino a questo genere di iniziative. Alla presentazione hanno partecipato tutti gli attori coinvolti tra pubblico e privato e il ministro Daniela Santanchè, che stanno sostenendo l'evento, anche l'associazione Tamaia Onlus, vicina alle donne vittime di violenza, e la Caritas. Continuiamo a lavorare per sensibilizzare le coscienti ed educare soprattutto le nuove generazioni che le donne non si toccano nemmeno con un dito. Lo show sarà presentato da Ruggero Sardo, madrina dell'evento sarà la giornalista e conduttrice televisiva Giorgia Rossi. Marco Müller è il nuovo direttore artistico della 70ª edizione del Taormina Film Fest, che si svolgerà quest'anno dal 12 al 19 luglio. Lo annuncia il commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte, Sergio Bonomo, sottolineando come l'apporto professionale del maestro sarà volano di successi per il prestigioso evento cinematografico. Ricordiamo che Müller ha già guidato fra gli altri la mostra di Venezia e il Festival del Cinema
prima di Roma. Adesso ci fermiamo ancora, un'altra pausa e torniamo tra poco con il calcio. Siamo tornati in studio con il calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani pomeriggio sfiderà il Cosenza. Fuori casa Michele Mignani sta valutando se cambiare in porta, dando fiducia al giovane appunto Desplanche, ma sentiamo Marco Gullà. Rimettersi in carreggiata per la migliore posizione play-off è l'obiettivo del Palermo in vista del rush finale del campionato. Tappa fondamentale è quella di domani a Cosenza. I calabresi lottano per evitare i play-out, una gara quindi spartiacque per entrambe le formazioni. Palermo con 4 indisponibili: Ranocchia, Vasic, Lucioni e Di Mariano. Mignani potrebbe confermare la difesa a 3, dubbi del tecnico sul portiere rosanero Pigliacelli. Potrebbe esserci un cambio di gerarchie e dare fiducia a Desplanche. Il mio mestiere è quello di valutare tutto, di cercare di mettere in campo la situazione migliore, lo faccio con i centrocampisti, lo faccio con i difensori, lo faccio con gli attaccanti. È chiaro che magari il ruolo del portiere è un pochino diverso, ma io devo stare sempre molto attento a valutare il comportamento di ogni mio giocatore a prescindere dal ruolo. In difesa Graves potrebbe giocare come braccetto di destra, Del Ciauro prende il posto di Lucioni, mentre Ceccaroni è confermato sul centro-sinistra. In avanti Brunori e Mancuso con Di Francesco sulla scia dei trequartisti. Un Palermo inedito che cercherà di vincere in un campo non facile. Domani fischio d'inizio alle 16:15. E domenica sera l'atteso derby del Catania contro il Messina, si tratta di un bivio della stagione dopo 3 sconfitte consecutive. Perdere anche con i giallorossi aprirebbe davvero scenari pericolosi. Il servizio. Un Massimino sold out per spingere il Catania e poco c'entra il derby col Messina perché poteva esserci qualsiasi altra squadra. Questo è il momento in cui stringersi attorno ai rossazzurri. Lo aveva chiesto il presidente Grella, ha risposto: la piazza, esaurite curva nord e curva sud, questa mattina sono andati sold out anche i settori della tribuna superiore ed inferiore. Resta bassa la disponibilità della tribuna elite e della tribuna B. La partita contro la squadra di Modica rappresenta il bivio della stagione del Catania. Il Massimino domenica sera è pronto ad essere una bolgia. Sul fronte squadra occorrerà aspettare sino alla seduta di rifinitura di domani per avere qualche certezza in più. Zevoli sta cercando di scuotere la squadra e farla uscire dal pericoloso loop in cui si è cacciata con le ultime 3 sconfitte consecutive. A rischio c'è il posto nei playoff conquistato con la vittoria in Coppa Italia, che salterebbe in caso di partecipazione ai playout. Il dubbio maggiore per l'allenatore rossazzurro è quello legato all'impiego di Sturaro. Il centrocampista, arrivato a gennaio dopo l'esperienza in Turchia, ha giocato 6 gare da titolare, 346 minuti in totale sinora, penalizzato anche dalle 2 giornate di squalifica. Dovrebbe partire dalla panchina per essere impiegato in corsa. Per il resto il ballottaggio in porta dovrebbe andare a favore di Furlan, con la conferma della difesa a 3 vista nelle ultime uscite. Peralta sarà la chiave per l'attacco da mezzala o dietro le 2 punte, opzioni che possono essere entrambe utilizzate. E questa sera su Telecolor in onda preview con Saro Foti e in collegamento con il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicola Binde, ancora con l'ex difensore rossazzurro Cristian Silvestri. Fare i puntati sulla partita decisiva fra Catania e Messina con spunti tattici, probabili formazioni, curiosità statistiche e appunto vi ricordo che preview questa sera su Telecolor è condotto dal collega Marco Carli. Con questa notizia si chiude Sicilia 24. A tutti un buon proseguimento di serata.